Speriamo che la politica abbia l'umiltà di comprendere che questa è una battaglia che viene fatta sul territorio del Veneto, dal quale territorio loro ricavano quel voto che gli consente di sedere sui dorati scranni in provincia, in regione e naturalmente al Parlamento italiano. Questo è uno degli obiettivi della 3 giorni sulle banche venete organizzata da oggi fino a sabato a Montebelluna dal coordinamento Don Torta con gli azionisti associati della Banca Popolare di Vicenza. Conferenze, incontri, scambio di esperienze ma anche le indicazioni di docenti e professionisti della finanza e della giurisprudenza per dare risposta ai tanti dubbi dei piccoli azionisti della Banca di Montebelluna e della Vicentina. Perché al di là delle implicazioni penali per i piccoli risparmiatori l'importante è capire se e chi pagherà realmente e se la scelta di accettare la seppur misera conciliazione sia stata la mossa giusta. Adesso le banche non falliranno, il problema è quanto potranno guadagnare coloro che hanno fatto queste operazioni. Che da ieri si sono concretizzate con i versamenti nei conti correnti degli azionisti che hanno aderito all'offerta di Veneto Banca, oltre 248 milioni di euro distribuiti dalla banca che spera di recuperare liquidità vendendo anche le quote dei fondi Arca alle altre banche associate per un conto valore di 95 milioni di euro. E questo mentre dal mare di carte romane emerge anche il tentativo di Vincenzo Consoli di contattare l'allora premier Matteo Renzi attraverso il papà del ministro Boschi. Era il 2015 e l'era Trinca Consoli aveva iniziato a scricchiolare con le dimissioni imposte da Banca d'Italia. Per i PM il tentativo di arginare la valanga che da lì a poco avrebbe sommerso tutti in quel mare di carte che ora tutti si affannano di leggere per tentare di capire.